Terza edizione del San Giorgese Camp, fiore all'occhiello delle attività giovanili del sodalizio liventino neopromosso in seconda categoria. Ragazzini da tutto il territorio limitrofo sono convenuti in riva a Livenza per una settimana di allenamento, ma soprattutto divertimento, seguiti da uno staff di allenatori altamente qualificati e da un folto gruppo di volontari che si sono prestati con grande passione per la buona riuscita. È vero, abbiamo iniziato questo è il terzo anno, quindi 3 anni, e abbiamo visto sempre il numero dei ragazzi aumentare, quindi dei comuni vicini abbiamo visto un afflusso importante nel campo sportivo di San Giorgio, e quindi c'è stato un movimento importante da parte di tutto il paese. Tanta gente è venuta qua a dare una mano, tutto esclusivamente per loro, per questi bambini, questi ragazzi che hanno voglia di entrare nel mondo del calcio, quindi è una soddisfazione enorme, perché c'è veramente tanta gente che viene qua a dare una mano per vedere la crescita di questi bambini, e noi siamo veramente onorati di aver avuto un numero così alto anche quest'anno di bambini e di ragazzi che si affacciano al mondo dello sport. Infatti erano 125 se non sbaglio. Sì, abbiamo 126 per essere proprio fiscali, però è una gran soddisfazione, perché abbiamo iniziato primo anno 80, poi l'anno scorso 95-92, quest'anno 126, quindi una settimana i genitori ci affidano sti bambini, sti ragazzi che si affacciano a questo sport, e per noi è veramente una gran soddisfazione, e fa tanto piacere riuscire a trasmettere in questa settimana la nostra passione. Ecco, un camp che ogni anno si avvale sempre più di istruttori qualificati. Sì, questo è io e mio fratello e gli altri miei amici che siamo qua, che abbiamo deciso di formare questo camp. Abbiamo cercato sempre di migliorarlo di anno in anno, e quindi anche gli allenatori che vengono qua a cercare di far migliorare questi ragazzi, ogni anno cerchiamo di far migliorare loro, quindi portare gente che riesce a esprimere la passione, il calcio, e anche il lato umano, che è molto importante in questa settimana, e far vedere tanta gente che viene qua, fa del sociale, prepara da mangiare, prepara i campi, dà una mano a portare coi pulmini, fa la doccia, asciuga i bambini, quindi sono tante belle soddisfazioni, tante. Allora Presidente, l'essenza del calcio è qui in questa settimana a San Giorgio di Livenza. Sì, diciamo che non c'è niente di più impagabile, del sorriso di un bambino. Siamo partiti 3 anni fa con una rivoluzione a livello di settore giovanile, in cui abbiamo investito in allenatori ed altro. Da responsabile del settore giovanile ci è stata proposta questa iniziativa, proviamo, vediamo cosa riusciamo a fare, e gli sforzi fatti negli anni precedenti, tutto quello che è stato seminato, ora incominciamo a raccoglierlo, appunto con questo camp, con i numeri di questo camp, ma già con i numeri del settore giovanile, in cui quando siamo partiti 3 anni fa avevamo 15 bambini, e quest'anno abbiamo chiuso con circa 90 bambini, e le prospettive sono appunto di incrementare ancora, e quindi di poter dare un servizio anche a tutti questi bambini molto buono, insomma. Lo senti a livello di prima squadra? A livello di prima squadra abbiamo già iniziato un attimino a guardarci attorno, abbiamo già chiuso alcune operazioni, e parlando un attimino col mister e con i miei collaboratori siamo convinti che non occorra far molto sul gruppo dell'anno scorso, ma degli inserimenti mirati, in linea di massima 2 giocatori per ruolo, ecco. Con alcuni abbiamo già chiuso, con altri dovremo chiudere nel giro di una decina di giorni. Sì, anche perché diciamo che la terza categoria dell'anno scorso fosse stata quella nelle ultime stagioni di più alto livello, quindi probabilmente le prime 4 squadre, le prime 4-5 squadre erano già attrezzate per
il salto di categoria per poter sostenere una seconda categoria, diciamo, a buoni livelli? Sì, le prime 4-5 squadre, quelle che diciamo sono giocate ai playoff, sono convinto che avessero i mezzi per fare un buon campionato di seconda categoria, per magari qualcuna per fare anche qualcosa in più del play out, della lotta a salvezza, ed altre sarebbero state lì a lottare per cercare di salvarsi.